Serata di fuori programma oggi con gli auguri di Natale, è venuto anche... È il bello della diretta, no? Passava di qua con la volante, è arrivato l'ispettore l'ispettore superiore Raffaele Padrone, buonasera. Buonasera a voi, buonasera da casa, chi ci segue. Sì, io veramente sono entrato di prepotenza per potervi fare gli auguri di buon anno. Anzi, visto che ci vediamo lunedì prossimo, oggi ci facciamo gli auguri di buon Natale. Anche perché la prossima settimana, prima del 31, vi devo portare una sorpresina per chi segue. Gino il poliziotto, sapete, no, che ogni anno sbuca, e quindi questa sera a tutti gli uomini e donne del comparto sicurezza, anche a chi ci ha lasciato, abbiamo visto prima dei servizi che riguardavano persone e colleghi che non ci sono più, soprattutto a quelli che ci hanno lasciato ultimamente, anche a causa di questa pandemia, caro direttore. E l'augurio sereno per veramente un buon Natale a voi tutti, grazie, ripeto, dell'ospitalità, grazie al Cavaliere Ruoso, a voi dello staff e anche chi chiaramente è in regia. È ovvio che quando sei davanti alle telecamere, le prime volte, io vengo qua dal 2007, si faceva ciao mamma, così, no? Allora oggi facciamo un saluto a tutta la famiglia che mi sopporta. Ciao ciao! Grazie agli amici che seguono Telepordenone e grazie, ripeto, a Cavaliere Ruoso che riesce a mantenere in piedi questa bellissima emittente. Grazie. Grazie e buon Natale anche da parte nostra. Grazie a voi. Andiamo adesso a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese, prego.